Salve, oggi vi parlerò della dieta in Sicilia. Cioè in Sicilia fare la dieta e ti può vincere lo Superenalotto. È impossibile. E quasi in ogni famiglia c'è uno che ha problemi di dieta. Nella mia famiglia c'è mio fratello, meschino mio fratello è talmente grasso, ma così grasso che ieri si fece un giro con la Smart. L'hanno visto i suoi amici e ci dissero, bello di stai sto smanicato. Addirittura non è rivisto, ho letto che il 70% dei bambini è obeso. Perché è tutto cambiato. Io mi ricordo ai miei tempi, per colazione, mia madre prendeva il pane duro, lo inzuppava nel latte, poi lo sbattoleva nello zucchero, lo friggeva e il mucco si poteva levare. Ora no, ora i bambini sono obesi perché si mangiano questi merendine tutti pieni di glucosio e grassi vegetali, eccetera, eccetera. Perché i bambini ora hanno il cervello psicologicamente sapanato da queste pubblicità di merendine. Ma poi c'è chi sarà a mulino che ogni cosa che vede fa una merendina. Che so, vette due che si abbracciavano e fece gli abbracci. Passò a banda musicale e fece i flauti. Se vettero Rocco Siffredi nudo all'isola dei famosi, un fece un biscottone. Poi io, quello che mangio un siciliano in un giorno, a noi lo mangio in una settimana, c'è anche in un mese. Che so, vi faccio un esempio. Pescheria al nord. Uè Walter, uè Ambrogio, dimmi, allora mi dai 10 seppioline, 10 acciughine e 10 calamaretti, che stasera siamo in 10 ci facciamo una buffata? Pescheria a Palermo. Invece, buongiorno sono da sera, allora ram, c'è che lei sicci, c'è che lei gamberoni, e c'è che lei i cicereddo che stasera a cena sono io solo con mia moglie. Ci mettono melluzzetto, no, vedo che il dottore ne mi sa dieta. Che so, in tutta Italia quando un paziente esce dall'ospedale, cioè, i parenti domandano al dottore come è andata l'operazione, come ha reagito il paziente, no? A Palermo, no. A Palermo quando esce il paziente dalla sala operatoria ancora c'è un filmare il nuovo carrello che sta affittando una sostanza. La prima domanda che fanno i parenti al dottore sapete qual è? Dottore, ma stasera sa può mangiare la pastina? Che so, matrimonio. Mi trovo al matrimonio di mio fratello in Mantova, a Bassa Lombardia, alla fine del matrimonio gli invitati usciti dalla sala trattenimento massimo c'hanno la bomboniera. No, da noi quando finisce un matrimonio usciamo dalla sala trattenimento e pare gli sconti di supermercato, c'è per due, tutti i sacchi che ne mangiano. Ultimamente c'era mezzo che rimucchiavo sacco con la monnezza così. Sì, zio, ma cosa devi fare con tutto questo mangiare? Ci mi serve per il barboncino, sì, zio, ma c'ho il barboncino o leone a casa. Cioè, un certo esce mio nonno con il carrello, con la cammarera, ci dice, nonno, ma che fare con la cammarera? Ce la sta a finire. Cioè, perché se mangia assai c'è che macchiano zucchero. Se beve assai c'è che macchiano la pressione. Sabato mi porta la cammarera a casa, poi se ne che macchiano una cosa che aveva 30 anni con macchiano. Che so, pranzo di Natale. Ultimamente, un paio d'anni fa mi trovavo a Milano, pranzo di Natale, mi fanno questo pranzo di Natale di amici a Milano e mi danno 4 tortellini, una fetta di carne così, che carne, dice, questa è mal tagliata, ci stiamo pezzucchiolare un rex fa mia. Bicchiere di vino, una fetta di panettone, niente succo. E finivo patti, no. Mia madre inizia il pranzo di Natale l'indomani lo Ferragosto, se mette un campione una metezzata, ma appena andate per Rambo. E inizia a fare tutte cose con la pastella, broccoli con la pastella, patate con la pastella, carote con la pastella. Mio nonno per Natale se la guarda intera sala, questa che stava asciugando una ballata alla cucina. Mia madre non c'è la pastella. Che so, Natale, entro per Natale verso mezzogiorno sono da mia madre era sempre che faceva tutto con la pastella e ci faccio, mamma, buon Natale. Lei con la voce tipo Luca Ward. Quando sta cucinando non mi andare a parlare, perché se no si brucia il ragù che mi serve per farti né tortellini, né cavattuna, né lasagne, né spaghetti, né melinciani. Se mamma quello che rimane, lo faccio pure con la pastetta. Mi giro e vedo il gatto dietro il frigorifero con l'ugna così, con l'occhio strapoittata. Ci dice ciao Fuffi, buon Natale. Lui mi guarda e mi fa, fatti i cazzi tua che se mi ha acchiappato madre e mi fa pure con la pazzella. E per 3 anni compriamo un gatto. Comunque ora vi saluto perché devo andare da mia madre che mi dice stigliola con la pastella. Ciao.